Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo del karma buono, karma meno buono, karma nero, insomma di quelle situazioni in cui bisogna rimettersi un po' in pista. Prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda, al canale del vostro Maretto Veneziano e vi voglio ricordare che nell'esoterismo non esistono pasti gratuiti, eh? Non esistono. I tempi della New Age, del vogliamoci tutti bene, arrivano gli extraterrestri sulla carrozza, ti mando luce colorata, gli angeli colorati, la quinta, la settima dimensione. Penso che più o meno oggi questa New Age ha fatto il suo tempo, fiamme gemelle. Queste cose qui ormai hanno lasciato il tempo che hanno trovato. Il tempo è stato dal 2012 quando abbiamo visto la Siria, prima la Palestina, poi prima ancora la Libia, insomma, abbiamo passato un periodo in cui bastava accendere la TV e ci si rendeva conto che questi extraterrestri sulle carrozze dorate, come Peter Pan, non sono arrivati. E allora il vecchio adagio pasti gratuiti non ce ne sono nell'esoterismo, torna. Ve le ricordate paroline magiche, i numeri dell'Est, quelli di Grabovoi, ve li ricordate? Adesso si sono un po' spenti, fra che nel 2020, come aveva visto il vostro Marietto, sarebbe arrivata un'ondata di cioccolato, che poi in questo periodo basta accendere il telegiornale e se uno ci vede bene, vede che sta per iniziare o ci sono i primi germogli della terza guerra mondiale. Però parliamo un po' del karma bianco e karma nero. Molte volte si vede gente che continua a creare disastri, ma non vengono fermati. Non vengono fermati perché chi ha il karma bianco sa benissimo che quelle persone con questo karma difficile, questo karma pericoloso, sono persone che in fondo stanno pulendo le strade dal karma nero, cioè si prendono su di loro, magari sono anche ricchissimi e materialisti, però alla fine chi scenderà nel basso astrale non è certamente quelli col karma bianco, è con un buon karma. Quelli con un buon karma si sono potuti tranquillamente vaccinare e hanno avuto sicuramente poche ripercussioni. Quelli con un karma un pochettino meno, insomma, un po' più claudicante, magari avranno sicuramente nel futuro prossimo qualche problemino di base serio, importante. E poi ci sono tutti questi suonatori di piffero che inneggiavano a farsi fare queste punturine, i punturati, i sierati, come si dicono poi, fra qualche anno purtroppo avranno sicuramente quelli col karma meno buono, chiaramente, quelli con un karma un po' scuro, avranno una brutta sorpresa. Oggi, come oggi, stiamo vedendo invece che la situazione invece non del punturino e sierati, ma la situazione militare all'est sta degradando. Io ho previsto il 2020, ma il 2020 purtroppo è stato un altro tipo di attacco, un attacco batteriologico, si può dire. Adesso invece entriamo nel vivo di una situazione difficile. Molti ancora non si sono resi conto della gravità, dell'importanza di questi momenti. Il vostro marietto vi consiglia di fare un po' di scorta, di pasta, di scatolame vario, perché anche se si dovesse fermare oggi la situazione, molto probabilmente ci vorrebbe un mutuo per pagare il metano o la corrente. Già è aumentata del 300%. Vi ricordo che il governo italiano fino a qualche settimana fa diceva che eravamo in ripresa. Poi a un certo punto si sono resi conto che hanno dovuto aumentare del 300% alcune fatture, alcune bollette. Quindi anche lì si vede che c'era qualche polvere sotto il tappeto che non hanno detto. Poi voglio anche spiegare a quelli che appunto parlano di queste anime, come si dice, non anime gemelle, no? Ma fiamme gemelle. Allora, le fiamme gemelle sono un po' come gli angeli colorati e gli extraterrestri in carrozza, la quinta, la settima dimensione che doveva arrivare dal 2012. Lasciano il tempo che trovano perché le fiamme gemelle non sono altro che non dico una porcheria perché mi ha detto queste cose non le dice, però diciamo un escamotage per quando una persona prende una sbandata per una persona che non è la sua anima gemella,
allora l'hanno impacchettato con nome Fiamma Gemella, ma nella realtà non serve niente alla crescita. Certo, karmicamente dovrebbe incontrarla, no? Però è chiaro che questi soggetti più o meglio gli sta lontano e meglio è. Il marito ha fatto parecchie pillole sui Bovis, l'ho spiegato bene che già attraverso i Bovis si riesce a capire il personaggio. Se una persona è sotto i 6500 Bovis, stategli alla larga, anche se è ricchissimo, questo poco importa, ma perché queste persone succhiano energia, sono dei vampiri energetici. Quindi, ritornando, state lontano chi vi incomincia a parlare di fiamme gemelle quando voi siete magari agganciati a una situazione difficile perché magari questo tizio vi ha plagiato, vi ha, insomma, classici modelli da narcisisti che riescono sempre, in un certo senso, ad abbindolare le persone non ingenue ma buone, no? Diciamo, o persone sensibili. Ecco, mettiamolo giù così. Quindi lasciate stare chi vi incomincia a parlare già di fiamme gemelle, lasciate stare, chi vi incomincia a parlare vi mando luci colorate, lasciate stare, perché come ho spiegato in altre pillole, paranzi gratuiti nell'esoterismo non esistono. L'hanno capito i palestinesi, l'hanno capito i siriani, l'hanno capito i libici e non vorrei che dovessimo capirlo anche noi con altri mezzi, come ne hanno capito loro. Quindi, cosa vi consiglio, Marietto? Andare in sito al capitano, scaricare gratuitamente i circuiti, questi sono liberi perché il Marietto ha messo gratuitamente per l'Italia questi circuiti. Per il semplice fatto che vedevo arrivare l'onda di cioccolata già nel 2010 e nel 2015 abbiamo dato gratuitamente più di 170.000, 175.000 ebook gratuiti a tutti gli italiani di buona volontà che li hanno scaricati. In questi circuiti, in questi ebook ci sono tantissimi circuiti anche di difesa sia personale che della nazione. E questo è l'unico pasto gratuito che il Marietto veneziano si sente di dare all'umanità. Quindi Marietto ha dato più di 2 milioni e mezzo di circuiti e chi ha orecchie ascolti bene. Quindi quando sentite fiamme gemelle, quando sentite vi mando luce colorata, vi mando gli angeli, vi mando di qua, vi mando di là, state attenti perché, come vi ho già spiegato, pranzi gratuiti non ce n'è nell'esoterismo, c'è sempre un conto. Ho già fatto anche altre pillole che spiegano cosa sono questi angeli colorati, queste egregore, e se non sapete cosa sono, andate nel canale o di Ildegaro Marietto Veneziano e cercate cosa sono questi angeli colorati, queste egregore e questi elementali. Per il momento è tutto, mi raccomando, sta arrivando un periodo particolarmente impegnativo, incominciate a fare scorta di pasta, compratevi dei vestiti che tengano caldo perché quest'inverno incomincerà a costare troppo il riscaldamento e se potete e se sapete fate una preghiera che magari io non conosco. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.